Eccoci nuovamente insieme. Adesso vi presento i nostri interlocutori. Il tema è estremamente interessante, importante, perché riguarda gli incentivi, gli ecobonus per il cambio delle auto. Parliamo di auto elettriche, auto ibride, plug-in, insomma varie tipologie di auto che sostanzialmente dovrebbero inquinare di meno, impattare di meno con l'ambiente. Non diciamo sulle nostre finanze, perché poi cercheremo di capire qualche cosa in più. Allora, chi sono? Qui con noi in studio abbiamo il piacere di avere Giorgio Sina, presidente gruppo Automotive Confcommercio del Veneto. Grazie di essere venuto qui con noi. Grazie. Tra l'altro imprenditore del settore, per cui conosce benissimo il settore automotive. Altrettanto per Massimo Ghiraldo, presidente gruppo Automotive di Ascom Confcommercio Padova. Grazie anche a lei. Grazie anche a voi. Anche lei nel settore delle auto. Allora, ieri è partito per voi, concessionari, il Click Day, come viene definito, ovvero la giornata in cui si prenotano questi bonus, questi soldi che sono arrivati per incentivare l'acquisto di questi autoveicoli. Erano tanto attesi per chi doveva prendere un'auto. Adesso lei mi dice che auto, che tipo di auto, spiegando bene, tutti e due potete intervenire, eccetera. E perché c'era questa aspettativa significativa, cioè è veramente sono ecobonus importanti oppure come tante altre volte, ce l'avete raccontato voi, ni. Allora, prima lei Presidente, poi intervenite. Sì, allora innanzitutto dico finalmente sono partiti, partiranno gli incentivi, no? Sono partiti gli incentivi. Finalmente perché è da gennaio che se ne parla. È da gennaio che se ne parla molto perché gli incentivi rispetto a quelli dell'anno scorso, che erano già operativi anche per quest'anno, sono praticamente raddoppiati e quindi è una cifra molto importante e che quindi era ovvio che questa attesa, prima a gennaio, poi a febbraio, poi a marzo, finalmente siamo arrivati, ha fatto sì che anche ci ha bloccato un po' il mercato dell'automobile. No? Parla di 1 milione di euro, 950.000 euro più 50.000 euro, quindi un bel sì, diciamo che si parla di una cifra importante, poi dipende anche come è suddivisa nelle varie settorizzazioni, no? Perché c'è una parte per l'elettrico nei segmenti, una parte per l'ibrido, una parte per le vetture termiche, e sono degli incentivi che vanno da un minimo di 1.500 euro ad un massimo anche di 13.750 euro se uno compra la macchina elettrica a un ISE sotto i 30.000 e rottama una macchina Euro 0, Euro 1, eccetera. Quindi in funzione delle fasce di acquisto, in funzione dell'auto che si rottama e in funzione anche dell'ISE ci sono questi incentivi molto molto interessanti. Hanno parlato di ISE, io ho guardato vari blog di conversazione eccetera, quindi adesso giro a lei. Ma una persona che ha un ISE sotto i 30.000, ISE, quindi non stiamo parlando di reddito, ISE sotto i 30.000, compra, prenota, viene a vedere, signor Ghiraldo, un'auto elettrica per poter ottenere questo sconto per quanto rilevante, cioè poi nel nostro mercato sono arrivate le famose auto iper convenienti dalla Cina che stanno producendo in modo importante in Cina? Allora, stanno arrivando anche quei prodotti lì, però ci sono anche dei prodotti europei che adesso si stanno allineando al costo del prodotto cinese. Sì, diciamo che il costo della vettura elettrica è più elevato di quello della vettura termica. Parliamo di piccole vetture perché... Ecco, esatto. Quanti cavalli, cosa parliamo? Cosa si parla? Kilowatt, cavalli? Ma adesso parlare un po' di kilowatt, cavalli è un po' sull'elettrico, diciamo, è un po' limitativo. Dobbiamo parlare un po' di dimensioni delle vetture, ecco, perché alla fine le motorizzazioni cambiano poco, diciamo, da una macchina ad un'altra, a meno che non andiamo su prodotti specifici. Quello che cambia sono soprattutto le batterie e l'autonomia di queste batterie,
che sono autonomie che vanno dai 250 km fino a 700, 600, 700 a seconda del tipo di macchina. Però ritornando un attimino agli incentivi, ricordiamoci che gli incentivi escludono certe categorie di macchine, perché abbiamo una soglia di costo della vettura che per le vetture tutte elettriche è di 35.000 euro, mentre per le vetture plug-in è sui 45.000 euro. Allora, parlando delle vetture tutte elettriche, sulla soglia di 35.000 euro abbiamo una buona gamma di prodotti, anche europei. E è vero, ci sono per le fasce più deboli ci sono questi 13.750 euro, che però a questi soldi qui vanno ad aggiungersi i vari incentivi delle case costruttrici che danno, per cui si aggiungono questi sconti, ulteriori sconti, per cui diventa appetibile il prodotto. Ho capito. Secondo Presidente, per quello che ne sapete voi, in prenotazione ci sono persone che si sono già messe nell'ordine di idee di giovare di questi incentivi così importanti? Ma allora, diciamo che c'è molto interesse e ci auguriamo che questo interesse si concretizzi anche in contratti, no? Allora, finora hanno comprato le auto quelli che veramente ne avevano bisogno, no? Perché hanno la macchina talmente vecchia che costa più ripararla che non cambiarla, tra virgolette. Forse oggi abbiamo la possibilità di poter offrire questi incentivi a un po' tutti i clienti che sono interessati, e quindi speriamo e ci auguriamo che ci sia molta attenzione e molto afflusso nei saloni. È chiaro che mi rendo anche conto che, così come sono articolati gli incentivi, sono un po' difficili da capire. Quindi infatti io ho cercato di codificarli, ho detto ma farò con loro perché sono un po' difficili, ecco quindi che ci mettiamo a disposizione della clientela, io e i miei colleghi, per poter diciamo, tradurre quella che sono gli incentivi e la possibilità di utilizzarli nelle varie categorie. Infatti, perché lei ha detto 35.000 euro, più IVA? Più IVA. Per cui si arriva a 42.700? Sì, esatto. Arriviamo a... E quindi sono già, cioè io quello che mi chiedo è molto realistic, prosaicamente, e mutuando quanto ho letto nelle varie osservazioni, un'auto da 42.700 euro, difficilmente un ISE nei 30.000 se la va a comprare. E allora questo, se proprio deve comprarsela, opta su un sano diesel, faccio la battuta sano, però, e si prende qualcosa di carino e di interessante. Sì, però le devo dire che, allora... Allora io le faccio le obiezioni, mi fa piacere che voi possiate... No, cerchiamo di interloquire proprio. Le devo dire che i 35.000 sono il valore massimo di acquisto per l'auto elettrica, ma le devo anche dire che, non parlando di auto elettriche, ma parlando di una pura macchina termica, che comunque inquina molto meno di quelle macchine che hanno 12, 13, 15 anni di vita, quindi parliamo di un benzina, no? Semplicemente, ecco, sono delle macchine che costano anche molto meno, ecco, quindi i 20, i 25.000 euro, che magari non hanno gli incentivi così alti, ma i 1.500, i 3.000, i 4.000 euro di incentivo ci sono in funzione di quello che andiamo a rottamare. E poi non dimentichiamoci anche che non è finito con il prezzo, ma abbiamo anche tante formule di pagamento che vanno incontro alla clientela per poter dilazionare in più anni quello che resta, e comunque garantire un valore residuo finale tra 2, 3, 4 anni. Certo, questi bonus riguardano voi concessionari, anche il Click Day, lo precisiamo, che è cominciato ieri ufficialmente, non riguarda i cittadini assolutamente, siete voi che dovete procedere. Come funziona? Quindi è il cittadino che riceve poi la cifra pagando oppure siete voi che un domani, com'è? No, allora, faccio un'altra piccola precisazione, l'eco bonus c'è anche sulle vetture usate. È, diciamo, un eco bonus. Quali auto usate? Allora, usate le Euro 6 e hanno, diciamo, usufruiscono di questo bonus che va dai 1.500 ai 2.000 euro, dopo, anche lì a seconda del tipo di vettura. Ecco.
Per quanto riguarda invece il click day, il cliente... Aspetta che precisiamo così, sì. Perché non abbiamo le telefonate contestuali. Vuol dire che se io voglio comprarmi un Euro 6, dopo rottamo, dopo mi spiegherete se posso anche rottamare oppure no, perché c'è anche il discorso di rottamazione, godo di un ecobonus ridotto, comprando un usato Euro 6, anche se non è elettrico, deve essere ibrido o qualcosa? Sì, può essere elettrico, ibrido oppure anche a combustione termica. Basta che non sia l'importante è che sia... gasolio puro? No, basta che sia un Euro 6. Basta che sia un Euro 6, perfetto, benissimo, quindi questo era importante chiarirlo. Prego. Allora, per quanto riguarda il click day, funziona che il cliente non deve fare nulla. Viene da noi gli facciamo le varie ipotesi a seconda, diciamo, delle sue condizioni economiche, dell'auto che vuole, della vettura che deve rottamare. Gli facciamo uno specchietto con le varie possibilità. Una volta che stipula il contratto ci porta la documentazione che è inerente, diciamo, a questa operazione e facciamo tutto noi. Quindi voi procedete, andate in prenotazione? Lo mandiamo in prenotazione e veniamo pagati noi. Ma il cliente è sicuro che avrà questa agevolazione o voi dovete aspettare l'ok del... No, se viene accettato dal sistema informatico la pratica, il cliente non deve, cioè dà il residuo. Certo. Ci paga il residuo e dopo tutto il resto ci arrangiamo noi. Quindi ho capito, quindi basta che ci sia. Quindi c'è una certa fretta o no? Cerchiamo di capire. Ma diciamo che c'è anche una certa semplicità, no? Perché uno viene da noi e noi facciamo tutto, noi scontiamo direttamente il valore e poi recuperiamo il denaro tramite le case automobilistiche. Secondo voi ci sarà una corsa a ottenere questi incentivi, visto che sono a livello nazionale, perché qui non stiamo parlando a livello regionale, corretto? A livello nazionale. Sì, stiamo parlando a livello nazionale, diciamo che la cifra non è infinita, quindi prevediamo che nell'arco di qualche mese finiscano, magari non in tutte le categorie, magari perdureranno un po' di più sull'elettrico, un po' di meno sull'ibrido, però non è che siano una somma così alta da poterci garantire che fino a fine anno ci saranno gli incentivi. Quindi è meglio affrettarsi se uno... Perfetto. Chi di voi due mi fa la distinzione per i nostri telespettatori, perché abbiamo parlato di elettrico, ibrido, plug-in, termico, eccetera, non c'è tantissima, alcuni sono bravissimi, sanno tutto, però non tutti. Sì. E allora, chi vuole farmi questa distinzione? Vuole farla lei? Di cosa, scusi? La distinzione tra termico, ibrido, elettrico. È stato bravissimo il Presidente prima, ha detto che si attacca alla spina di corrente. Sì, diciamo che pragmatico. Diciamo, nella funzione pratica, per chi non è esperto, diciamo, di queste varianti, abbiamo due categorie. Il tutto elettrico, che viene chiamato il BEV, e il planning, che è quello che sono queste due vetture, si caricano e hanno la spina. Per cui volgarmente vengono chiamate vetture con la spina. Tutte le altre invece... E quindi hanno solo elettrico, basta? No, allora c'è il solo elettrico, certo. Oppure l'abbinata endotermico con elettrico, ma l'elettrico ricaricabile, c'è una batteria e viene ricaricata. Sono macchine che fanno in elettrico dai 50 agli 80-100 km e c'è e dopo hanno l'endotermico e hanno una ricarica della batteria tramite la frenata o la decelerata, a seconda del tipo di vettura, per cui si autocaricano anche se in maniera limitata. Il tutto elettrico invece è una vettura con solo motorizzazione elettrica, per cui deve essere caricata. Anche questa ha una ricarica tramite la frenata, che però è una ricarica limitata, non è che si possa pretendere che faccia, cioè aiuta ad aumentare l'autonomia, però è una ricarica limitata. Dopo ci sono invece tutte le altre vetture che vanno dal mild hybrid al full hybrid. Allora, il mild hybrid è una vettura che ha un piccolo aiuto nella partenza,
cioè c'è un piccolo motorino elettrico che favorisce la partenza, perché la partenza è il momento in cui emettiamo più CO2, per cui parte in elettrico e dopo passa in termico. Il full hybrid invece è una vettura che ha una parte di motorizzazione elettrica, una di motorizzazione termica, la quale carica la batteria per l'elettrico. Non ha la spina e anche quella ha delle autonomie limitate. Se no ci sono i classici termici che vanno dal diesel, benzina, il GPL. Ecco, un'altra particolarità di questo ecobonus è che lo si può avere anche per il montaggio dell'impianto a gas. Ah, di questo si è parlato poco effettivamente. Ma il GPL conviene ancora? Il GPL? Allora, il GPL è un'alimentazione un po' limitata, perché alcune vetture di ultima generazione difficilmente sopportano questo cambio di alimentazione. Però alcune vetture possono essere anche vetture non nuove, possono essere si può montare questo impianto di GPL. Perfetto. Presidente, allora, convenienza o meno, quella è una cosa che interessa, a seconda del tipo, perché tra l'altro questo incentivo riguarda anche le aziende, no? Certo. Quindi anche le auto aziendali, cosa che è abbastanza nuova perché normalmente riguardava solo i privati. Ma un acquirente di auto, può essere auto elettrica o meno, eccetera, per uso cittadino è una certa tipologia di esigenza. Diversamente chi lavora con la macchina, il classico rappresentante di commercio, imprenditore oppure un'azienda. Vediamo un po' di distinguere e capire cosa obiettivamente, perché comprare un'auto sbagliata è veramente penalizzante e secondo me è anche nocivo per lo stesso produttore di auto, perché io conosco delle persone che hanno comprato, fatto un investimento importante in SUV, elettrico eccetera, ma non andava proprio bene per loro, perché il tipo di spostamenti li ha penalizzati e poi sono rimasti talmente disgustati dall'acquisto eccetera che ne parlano soltanto che male, ed è negativo, per cui bisogna anche riuscire a capire, fare una specie di quadro psicologico dell'acquirente. Immagino che voi siate anche esperti in questo. Adesso intanto chiedo a lei, dopo sentiamo anche il Presidente Ghiraldo. Proviamo a riassumere quello che ha detto anche Massimo poco fa. Le macchine elettriche hanno generalmente tutte dai 400 km di autonomia in su. Le macchine elettriche in questo momento possono essere interessanti assolutamente per le persone che hanno spostamenti, direi così, nell'interland cittadino o comunque brevi tragitti. Perché? Perché comunque consideri che una persona mediamente fa 50-60 km al giorno, questa è la media. Poi se si sposta fa altri 50 o 100, ma se una macchina elettrica mi permette di usufruire di 400-500 km di autonomia, posso stare tranquillo e utilizzarla. Infatti ci sono delle auto elettriche moderne, di nuova generazione, senza far nomi di marchi, ma comunque ce ne sono diverse che utilizzano proprio il prezzo e l'autonomia e che vengono acquistate e capite molto bene da questo tipo di clientela. È chiaro anche che l'auto elettrica, se uno fa l'agente di commercio e fa 1000 km al giorno, diventa un po' più difficile, o meglio ancora, devo innanzitutto cambiare la mentalità del mio viaggio e poi organizzarmi in funzione di una ricarica che dovrò prenotare da qualche parte. C'è anche da dire che abbiamo i plug-in, che sono delle macchine ottime, che hanno un ottimo utilizzo nelle città. Se dopo devo spostarmi fuori, ho comunque esaurito la ricarica dei 50-80 km di autonomia, se mi sposto fuori vado a benzina, sono degli ottimi motori a benzina che consumano anche poco e con questi posso avere il vantaggio di inquinare meno, perché sono plug-in, quindi le ricarico alla spina quei 60, 70, 80 km di elettrico e poi vado a benzina nei percorsi più lunghi. Consumare
fare poco, è così, perché il problema era che fino a poco tempo fa noti marchi mondiali, insomma, dicevano che essendo poi a benzina si consumava anche tantino, per cui alla fine il bilanciamento... Consideri che una macchina plug-in siamo attorno ai 20-22 km con 1 litro, nella media, perché vado un po' a elettrico, un po' a benzina. Benzina comunque, esatto. Un po' a benzina. E poi ci sono le motorizzazioni normali, che sono quelle che non hanno o il mild hybrid, come diceva prima Massimo, che è un motorino che aiuta proprio nel momento in cui parti dal semaforo, dalla coda, ti dà la spinta e ti limita l'inquinamento e ti limita anche il consumo. L'inquinamento e il consumo. Esattamente, però è limitato questo momento, perché è il momento proprio solo della spinta quando parte. Però troviamo comunque delle auto diesel o benzina, pur non ibride, pur non elettriche, chiaramente, che sono poco inquinanti, perché non dimentichiamoci che in regione, ma anche in Italia, abbiamo un parco auto che il 60% del parco auto ha più di 10 anni. E addirittura il 60% del parco auto con più di 10 anni, come sappiamo, inquina molto. Sono macchine che costa di più manutentare, sono più inquinanti e quindi sono anche macchine che dovrebbero essere sostituite grazie a questi incentivi, non solo per un fatto di inquinamento, ma anche per risparmio nella gestione dell'auto nei vari anni. No, ma infatti di questo anche voglio parlare anche nella seconda parte, cioè che meccanismo anche psicologico dovrebbe scattare, oppure voi riscontrate che qual è il meccanismo che effettivamente si innesca. Questo è anche molto importante, voglio proprio dedicarci un attimo di tempo per far capire a chi ci ascolta tutta una serie di processi da attuare. Stiamo parlando appunto di questi, anche di, ok, cilindrate no, emissioni nocive, però sostanzialmente una macchina, un SUV per intenderci, una macchina per una famiglia, per una persona che viaggia molto, può essere effettivamente elettrica, calcolando anche il peso della batteria, le dimensioni e tutto, oppure per adesso realisticamente, visto lo stato dell'arte e della tecnologia, è meglio stare su auto più easy? Domanda, i nostri ospiti rispondono, andiamo in pubblicità, prima qualche secondo, state con noi.